Si è conclusa al Porto Antico la tappa genovese della torcia olimpica con l'arrivo dal mare dell'ultimo tedoforo in calata a Molovecchio a bordo della pilotina di rimorchiatori riuniti. Qui la fiamma è stata accolta con un evento in cui erano presenti le principali istituzioni politiche e sportive della Liguria. Un momento simbolico importante ed emozionante per la città, come spiega la sindaca di Genova Silvia Salis, che da atleta aveva partecipato a quelle di Londra del 2012 nel lancio del martello. Passare la fiaccola è qualcosa di totalmente aspirazionale, perché le Olimpiadi sono un sogno che tutte le atlete e tutti gli atleti hanno vissuto nella vita. C'è chi ci ha comunque provato, e anche solo fare il viaggio per provarci è qualcosa che ti cambia, e poi arrivare alle Olimpiadi è la realizzazione di tante fatiche, di tanta speranza, quindi è un messaggio totalmente positivo, tanto più in questo momento i valori dell'olimpismo, che sono valori di solidarietà, di uguaglianza e di pace, sono valori che servono al mondo, per cui il messaggio di una fiaccola che attraversa tutto il paese è qualcosa non solo che unisce, ma che fa pensare che ci sia appunto un valore superiore che le Olimpiadi rappresentano in un momento di grande smarrimento collettivo che stiamo vivendo. Durante il suo percorso nel Levante Ligure, nel Tigullio e a Genova, il passaggio della fiamma è stato accolto con grande entusiasmo da numerosissime persone, che mostra come la fiamma olimpica rimanga un simbolo che va oltre lo sport. La fiamma non è soltanto un simbolo sportivo, ma è un simbolo di pace, un simbolo di speranza, una voglia appunto di voler credere in qualcosa di bello e di meraviglioso che soltanto lo sport può dare, e la speranza che noi vogliamo che questa fiamma dia è rivolta soprattutto ai più giovani. La fiamma vuole aggregare diverse generazioni, ma vuole insegnare ai ragazzi quello che lo sport davvero vuole dare loro, cioè il senso del raggiungimento degli obiettivi con sacrificio, con impegno, perché questa è la strada che anche nella vita bisogna andare a percorrere.